Il settore turistico del Veneto ha recentemente subito una trasformazione significativa con il 90% dei dipendenti che ha ottenuto nuovi contratti di lavoro. E in particolare è stato rinnovato il contratto di Federalberghi che riguarda circa il 90% degli occupati complessivi del settore ricettivo ed alberghiero. Questo cambiamento, promosso da Confturismo Federalberghi, rappresenta un importante passo avanti per i lavoratori del settore. Sono stati introdotti dei miglioramenti di tipo salariale, circa 200 euro al mese a lavoratore che andranno a regime dal 2024 al 2027. Ma sono stati previsti ed introdotti anche dei trattamenti migliori per quanto riguarda le donne, che occupano circa il 50% dei lavoratori del settore alberghiero, e dei giovani under 35, che occupano circa il 50% dei lavoratori complessivi degli alberghi veneti. In più, l'attenzione si è rivolta in particolar modo ai grandi eventi, il Giubileo 2025 e l'Olimpiade di Milano Cortina 2026, in cui si potranno stipulare contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi. Gli operatori del settore alberghiero, gli imprenditori del settore ricettivo esprimono grande soddisfazione per questo rinnovo contrattuale, contratto di lavoro che mancava da 10 anni.